comincio io? Sì, per forza. Buonasera. Per la serie Un libro non ti salva la vita ma te la può migliorare, questa sera parliamo di questo libro appena uscito in libreria, nelle migliori librerie e anche su tutti i siti dove si comprano anche libri. Questo volume, che esce nella collana Quest'Italia di Newton Compton Editori, si intitola Breve storia di Venezia, un grande viaggio nella vincente storia della Serenissima, ed è scritto da Luca Colferai. Abbiamo l'onore e il piacere di avere l'autore qui presente con noi. Gli farò alcune domande, iniziando da questo meraviglioso ossimoro che si apre subito in copertina. Breve storia di Venezia. Ma come fa ad essere breve la storia di Venezia, che è lunghissima? Deve essere breve, perché a un certo momento bisogna condensare le parole e fare una storia che possa essere letta in qualche giornata di ozioso interesse intellettuale, e quindi doveva essere breve, anche perché ne hanno scritte di lunghissime e quindi era inutile farla più lunga del necessario. Su Venezia e la sua storia, lunga, luminosa e leggendaria, sono stati scritti miriade di libri, una panoplia di libri, più o meno belli, più o meno simili, più o meno uguali. C'era bisogno di un'altra storia di Venezia. Sì, c'era bisogno, perché sono state scritte appunto centinaia di storie di Venezia, alcune belle e alcune meno belle, ma da circa un trentennio forse non è mai stato scritto un libro che raccontasse tutta la storia di Venezia, dalle sue origini, anzi il mio prima delle sue origini, fino a dopo la caduta della Repubblica, con tutto l'Ottocento e tutto il Novecento. Naturalmente io non potrò raccontarvi tutte le 742 pagine, no, sono 342, certo, del libro, anche perché chi scrive libri lo fa per evitarsi la fatica di doverlo raccontare. Infatti. E per non togliere a chi legge il piacere di leggerla. Quindi dirò solamente una cosa, che i libri, sì, sono tantissimi scritti su Venezia in secoli passati e anche recenti, tutti sostanzialmente copiazzati, scopiazzati da un paio di libri, dalle curiosità del Tassini, come dalla vita privata dei veneziani del Molmenti. Ci voleva una penna diversa per raccontare in modo diverso la storia di Venezia, ed è la penna del professor Luca Colferai, Una vita per l'abbecedario, acrobata del punto e virgola come del congiuntivo sassone, come dicono certi ministri che l'hanno inventato di recente. Ci vuole una penna diversa perché? Perché Colferai, di cui possiamo dire tutto, artista, attore, regista, scrittore, giornalista e tutto quello che voi volete, non è uno storico, per fortuna sua, nostra e soprattutto di chi leggerà il suo meraviglioso libro, perché lo storico spesso si fa prendere dalla sua mano, dalla sua mania, dalla sua retorica di essere storico e diventa, non dico illeggibile, ma faticosamente leggibile solo per menti colte. La bellezza di questo libro, che non vi racconterò perché dovete leggerlo assolutamente, è che è un libro piacevolissimo di lettura, oltre che con la sua scrittura brillante, spesso ironica, divertita e divertente, e anche perché tratteggia alcune cose, quelle che gli storici abbandonano, che considerano minori, per esempio il tratteggio di certi personaggi, il lavoro su molti personaggi femminili, e andare a cercare quella che è l'anima della città oltre la storia ufficiale. Professore, mi dica se è così o... Sì, è proprio così. Ho cercato, proprio per fortuna, non essendo uno storico, di fare, diciamo, un compendio, una silloge, una visione a volo d'uccello delle cose migliori che sono state scritte in tantissimi bellissimi libri, e citiamo Samuele Romanin, La storia documentata di Venezia, in 16 volumi stupefacentemente belli dell'Ottocento, la vita privata, la storia di Venezia attraverso la vita privata di Pompeo Molmenti, ma non le curiosità veneziane di Tassini, che sono un libro bellissimo, però raccontano una storia di spigolatura, che non è il caso di questo libro, ma che è una visione completa, per quanto possibile in 340 pagine, di quello che è la storia della città dalla sua fondazione e anche prima fino ai giorni nostri, vista attraverso le trasformazioni urbane della città, vista attraverso anche la vita quotidiana dei suoi abitanti, vista attraverso, questa volta non più, come ha detto chiaramente il dottor Bianchin, le figure non solo le figure degli eroi veneziani o delle figure mitiche come Casanova, ma vista anche attraverso le figure femminili importantissime della storia veneziana, che hanno contribuito
maniera preponderante alla storia dei veneziani. Ma e che cosa avranno fatto queste mogli, queste dogaresse, mentre questi altri erano sempre in giro per commercio o per guerre? Mandavano avanti la città. Qualcuno doveva farlo, lo mandavano avanti loro, e per questo è anche un tributo a tutte quelle veneziane che non sono passate alla storia, ma che invece forse se lo sarebbero meritato. E nel mio libro ci sono almeno alcune figure femminili importanti e fondamentali della storia di Venezia, non soltanto veneziane puro sangue, ma per esempio nel Novecento ci sono 6 figure femminili, 3 non veneziane e 3 veneziane, che fanno come un racconto di tutto il Novecento. Ci sono alcuni secoli nella lunga storia della città e della Repubblica Serenissima, che l'ha accompagnata per 13 secoli e mezzo, come per esempio il Settecento, che vengono ricordati più come il secolo della decadenza e poi della caduta della Repubblica, anche se nascondevano in realtà una vivacità intellettuale comunque forte. In questo libro qual è il secolo che più interessa l'autore, che trova più intrigante, al di là degli stereotipi conosciuti come il Settecento, che è uno stereotipo ma era intrigante comunque sia? Qual è il secolo su cui ti soffermi di più e con maggiore attenzione? Il secolo su cui mi sono più soffermato e con maggiore attenzione ho cercato di approfondire, pur nella brevità del racconto, sono 2, sono l'Ottocento e il Novecento. Il XIX secolo è considerato un secolo marginale, secondario, sì, influente, di passaggio, perché c'erano i francesi, c'erano gli austriaci, poi c'è l'Italia, e insomma, ma in realtà è un secolo pieno di storie, di cose interessantissime, un secolo pieno di vitalità, nonostante una depressione terrificante, perché avevano appena perso il dominio o anche solo il ricordo, insomma rimaneva questa nostalgia tristissima di un passato glorioso e un presente molto miserabile, ma nello stesso tempo era una città vitale e che cercava con tutte le sue energie di rimanere al passo coi tempi, e soprattutto verso la fine dell'Ottocento ci era perfettamente riuscita. E il Novecento ancora di più è un secolo fondamentale nella storia di Venezia, perché pieno, ricco di sfaccettature e di periodi completamente diversi l'uno dall'altro, ricco di frenetiche ascese e terrificanti cadute, di depressioni economiche e umane potentissime, di riprese. È un secolo fondamentale per capire anche il nostro presente, che con tutti i suoi aspetti negativi e quelli pochissimi positivi. A differenza di altri libri, specialmente usciti nel Novecento, sempre riguardo alla storia di Venezia, che sono permeati da un sentimento a volte anche un po' irritante di nostalgia verso la Repubblica Serenissima, in questo libro un altro dei suoi pregi è che non c'è nostalgia per un passato pure glorioso, bello e molto divertente. È un tratto, anche questo abbastanza caratteristico, che nasce da quale tipo di considerazione? È un tratto che ho voluto fortemente sottolineare, cercando di appunto raccontare una storia che non fosse la consueta ricostruzione eroica del passato, ma fosse un tentativo di raccontare le cose, per quanto possibile ovviamente, come sono state e come sono andate. Non dimentichiamo che la storia di Venezia in gran parte è stata reinventata dagli stessi veneziani. È stata reinventata diciamo nel periodo iniziale, serviva ai veneziani avere una storia del passato che li mostrasse come città unica, con una discendenza unica, i barbari che arrivano, loro che scappano e che creano dal nulla questa città, e poi serviva nel momento dello splendore per giustificare la propria esistenza e renderla ancora più gloriosa e potente, e poi verso la fine era una nostalgia di un potere che c'era, che ancora rimaneva nei fatti, perché la ricchezza era così mostruosa di Venezia che anche se non avevano praticamente più nessun territorio, nessuna potenza militare o neanche la riconoscevano, erano pur sempre una potenza europea. E poi nell'Ottocento ci fu la grande ricostruzione retorica di questo nostalgico, meraviglioso, idilliaco passato, ricco di sorprese, di cose incredibili e di misteri, che faceva tanto piacere anche allo spirito romantico del secolo, che ha in qualche maniera influenzato tutta la storiografia successiva, per cadere nella trappola della retorica, del piagnisteo, della ricostruzione mitica e epica. Ho cercato di raccontare le cose il più
serenamente e con distacco possibile, come se parlassi della vita di un'altra città che non è la mia. Il libro si chiude per scelta dell'autore con la fine del Novecento, ossia non entra, per scelta propria, volevo chiedere i motivi di questa scelta, non entra nel nuovo millennio e chiude con un'osservazione amara ma realistica che questa Venezia di oggi ha perduto le caratteristiche di essere una città, quindi è senza speranza il futuro di questa città. Dunque, allora, le cose sono tre e ho deciso di non arrivare fino al presente per due motivi principali. Il fatto che i contemporanei fanno una grossa fatica a discernere, a distinguere quello che è la cronaca dalla storia. Il presente coinvolge l'autore, cioè me, in una maniera notevolissima e ho preferito evitare allo scrittore e al lettore la pena di doversi confrontare con i propri sentimenti, le proprie idee, le proprie speranze e le proprie recriminazioni sulla storia presente di Venezia. Quindi si ferma al 1999, che è, o meglio per dire al 2000, che è l'ultimo anno del XX secolo. E non tocca l'ultimo ventennio, anche perché attualmente, a vederla come stanno andando le cose, la situazione è talmente tragica che non sappiamo come, se ci sono delle speranze per il futuro. Diciamo che ci sono moltissime forze a Venezia e fuori di Venezia che spingono per la soppressione di Venezia come città e come popolazione. Hanno nella loro faretra molte frecce e le stanno tirando tutte quante. Siamo così arrivati, gentili lettori e caro pubblico, a conclusione di questa chiacchierata con Luca Colferai, autore di questo meraviglioso libro Breve Storie di Venezia, con l'ultima domanda, che è quella più pericolosa naturalmente. E nel mondo i veneziani più famosi, più conosciuti sono sostanzialmente Marco Polo, Giacomo Casanova, Carlo Goldoni, il quarto in questo momento non mi viene in mente. La domanda all'autore è: se avesse la facoltà, e magari esiste questa facoltà, ancora non l'abbiamo ben capito, di reincarnarsi in un veneziano del passato, quale sceglierebbe? Ma decisamente, senza alcuna ombra di dubbio, Giacomo Casanova, non fosse altro per l'altezza, che è praticamente la stessa, anzi sono più alto di lui di 3 centimetri. Quindi, e anche per certe affinità, non sono soltanto quelle erotiche ovviamente, ma anche questa grandissima capacità di scrivere tantissimi libri che non hanno mai interessato a nessuno. E noi abbiamo parlato di Breve Storie di Venezia, un grande viaggio nella vincente storia della Serenissima, scritto da Luca Colferai, edito da Newton Compton Editori. Avete assistito a questo piccolo incontro per la serie Un libro non vi salverà la vita, ma può aiutare a migliorarla. Arrivederci.